Cagliari in occasione del bellissimo evento Serata in Rosso, dedicata alle Ferrari. Siamo in compagnia di Davide Pilia, presidente della scuderia Cagliari Ferrari Club Cagliari, a cui chiediamo gentilmente di parlarci di questo bellissimo evento spettacolare e darci qualche informazione anche sulle auto. Ciao a tutti, questo è il quarto evento che noi facciamo in collaborazione con l'ACI e il Rotary Club, che quest'anno comunque non ha partecipato. Questo evento è una serata in rosso, vuol dire quindi noi siamo presenti con il Massimo Maranello, oltre che con altre automobili per stare sulla pietra qua dietro. Questo evento è sempre a scopo benefico, gli eventi delle scuole rosse sono sempre a scopo benefico, negli altri anni raccogliamo le ambulanze, quest'anno invece abbiamo dei soldi per la sicurezza stradale, degli eventi a posto mirati per la sicurezza stradale. Le auto, diciamo che una delle ultime, Siamo per questa auto bellissima. questa questo è un F8 è del 2021-2022, motore con 8 cilindri a V e unica turbina, diciamo che ha 720 cavalli, quindi questa anche se tutte macchine del 2000. Noi parliamo del 60 Modena, sempre 8 cilindri, però un motore aspirato, c'è primo di turbina. Per poi passare alla California. La California è un'auto abbastanza familiare, abbastanza confortevole come auto, è sempre 8 cilindri, questa in linea, quindi il motore aspirato senza turbina. Passiamo al 430, questo è sempre il motore V8, parliamo di modello del 2004, di 490 cavalli. Bellissime auto, auto spettacolari, Auto veramente belle. Qui al Molo Icnusa, in occasione ricordiamo Serata in Rosso, bellissime auto. Qua parliamo di una Ferrari Roma del 2023, questa è una Ferrari abbastanza confortevole, è fatta per un pubblico soprattutto adulto e a chi vuole stare comodo in macchina, diciamo, a chi vuole passeggiare con l'auto, però allo stesso tempo avere un motore sportivo sotto il cofano. Questa è un 2+2, cosa significa? Ha due posti anteriori e poi due posti posteriori per persone con un'altezza massima di 1,50 m, ha un motore biturbo con 620 cavalli. Ora è uscito anche il modello Spider che verrà commercializzato l'anno prossimo, appunto per chi ama nella sera d'estate farsi una passeggiata in riva al mare, una macchina così ottimale. Uno spettacolo moderna, sì, disegnata, tra l'altro disegnata da Fabio Manzoni, che è un nostro conterraneo, diciamo. Particolare interessantissimo che sicuramente è importante sottolineare, certo. Importante, macchine meravigliose, serata meravigliosa, oggi è una delle manifestazioni più importanti del calendario motoristico, direi, di tutto l'anno. Esatto, è un appuntamento fondamentale. Per noi oggi la serata è un giorno veramente fantastico, forse il più importante del calendario annuale. Sì. Benissimo, sottolineiamo questo evento importante e siamo lieti di aver illustrato queste auto al pubblico che meritano veramente l'attenzione di tutti. Grazie. Grazie anche a voi. L'Aston Martin è di una decina d'anni, è meravigliosa, Splendida, 6.000, esatto. Poi ne abbiamo così tante che queste non sono le mie, tipo le Jaguar, che io ce l'ho un Jaguar, il Type, quello diabolico, sì. Non coupé, io ce l'ho Spider. Quello Spider. È bellissimo. È bellissima anche quella. Ho partecipato a questo evento volentieri perché lo so che mi invitano tutti gli anni e sono venuto anche quest'anno e sono tornato indietro col tempo perché 40 anni fa io ero il presidente del Ferrari Club e li organizzavo io nel mio locale, che per chi non mi avesse conosciuto sono qui a Vocasone.
Primo Casula, Eurogarden di Assemini, conosciutissimo, ormai è un mito, siamo davanti a un mito, un mito vivente. E ne avevo organizzato una ventina di questi eventi, adesso mi invitano gli altri, ci vado ben volentieri, tutti vogliono che dica sempre qualcosa, complimenti agli organizzatori, complimenti a te e tutti gli altri che ti circondano, perché è veramente bello, complimenti. Noi ringraziamo Primo Casula e gli facciamo i complimenti per le sue bellissime auto, per la sua partecipazione, la sua grandissima passione da tanti anni, protagonista in Sardegna sia come imprenditore sia come grandissimo appassionato di auto storiche. Grazie Primo. Grazie a te, grazie. Abbiamo qui una bellissima auto, una Raleigh TT Sprite, e siamo in compagnia del suo proprietario a cui chiediamo qualche informazione per il nostro pubblico. La macchina è una macchina inglese, nasce come modello nel 1935. Questa in particolare è stata costruita nel 1936, è stata venduta in Belgio dove ha avuto i suoi trascorsi sportivi. La macchina è derivata dalla Falcon, che era la berlina, una delle berline della Raleigh. Veniva estrapolato il telaio che veniva modificato, il motore a sua volta veniva modificato e la macchina per quelle strade di allora poteva raggiungere una velocità di oltre 140 km. Notevole per allora. La carrozzeria è interamente in alluminio, il motore con 2 carburatori, un motore lavorato. Le ruote sono a raggi perché sulle strade di allora un colpo molto forte avrebbe deformato qualunque cerchio, ma il raggio si piega per poi ritornare nella posizione originale. Questa macchina poi è stata abbandonata fino a quando un appassionato italiano non la trova in Belgio, la porta in Italia nel 94, la restaura e poi dopo anni, per quest'anno, la mette in vendita ed eccola qui. Particolari molto interessanti, un'auto direi assolutamente unica, un'auto meravigliosa, facciamo vedere anche i dettagli al nostro pubblico, è un'auto che abbiamo già incontrato per la cronoscalata San Gregorio Burcei e il nostro pubblico avrà visto anche la foto con cui è partito il nostro servizio su Cassetto Online. Un'auto direi un pezzo eccezionale, rarissimo, e nobilita oggi questa meravigliosa manifestazione qui al Molo Cnusa. Facciamo i complimenti al suo proprietario, la sua grandissima passione e ci ha dato dei particolari molto interessanti anche sulla storia di quest'auto. Grazie. Grazie a tutti voi. Grazie.
Allora, siamo in compagnia dell'Alfa Romeo Club Cagliari e in compagnia di Daniel e di Gabriele. E chiediamo a loro di parlarci un po' dei modelli qui presenti e qualche impressione sulle femmine. Allora, praticamente qua abbiamo Cosa avete da fatto 5, quest'anno? Dimmi, cosa è venuto i modelli fuori sono quest'anno? 2000 Twin Spark, questa è una GTV 2000 a carburatori, abbiamo sia delle prime serie che delle seconde serie. A parte quella verde è un 1600, seconda serie, e poi abbiamo una Giulietta 1600. Oggi siamo ospiti del club Ferrari, che il nostro caro amico Davide Pilia ci ha invitato a questo magnifico evento per fare beneficenza per la sicurezza stradale. Il nostro club ha partecipato anche al 63esimo raduno dell'Autodelta, il 113esimo dell'Alfa Romeo a Monza, un raduno nazionale dove c'erano oltre 600 auto. Niente, cerchiamo di tenere vivo il marchio e proviamo a mostrare, diciamo, ai nostri ragazzi, bambini, diciamo, il valore di queste bellissime auto. Anche le altre macchine protagoniste qui oggi al Molo Cnusa, una bellissima spettacolare Citroen Meari del 1978, una serie speciale dedicata alla Costa Azzurra, una bellissima Lancia Fulvia Rally del 1967, una macchina veramente impeccabile. Abbiamo un'altra Lancia Fulvia del 1975, la Lancia Fulvia 3, colore metallizzato, un azzurro metallizzato, stupenda. Proseguiamo nella carrellata di queste auto, abbiamo una rarissima Lafer MP, una macchina veramente originale, uno dei pochissimi esemplari presenti, credo che sia l'unico presente in Sardegna, assolutamente. Poi abbiamo una bellissima Triumph Spitfire, bellissimo colore giallo, una macchina molto bella, tenuta anche questa in maniera impeccabile. Procediamo ancora, abbiamo una bellissima 1100 nera, lucidissima, tenuta veramente in maniera impeccabile dal suo proprietario. E poi abbiamo qui vicino una macchina iconica, un mito dell'automobilismo di tutti i tempi, la Citroen Maserati. Una macchina stupenda, eccezionale, una macchina appartenuta a grandissimi personaggi dello spettacolo, dello sport. Vorrei citare Johan Cruyff, il Pelé bianco, che aveva, questa era la macchina con cui lui andava nelle manifestazioni sportive. E non dimentichiamo anche Manlio Scopigno, l'allenatore dello scudetto del Cagliari, aveva questa macchina e in Cagliari lo si vedeva girare con quest'auto. Proseguiamo ancora la carrellata di queste bellissime auto. Abbiamo un'altra Lancia Fulvia, una bellissima Lancia Fulvia prima serie, un'altra bellissima auto presente oggi al Molo Cnusa, una Opel Record C1007 del 1970, un esemplare rarissimo, anche questa oggi in passerella, in questo evento esclusivo con le Ferrari, le Alfa Romeo, le auto sportive e le auto d'epoca. Passiamo a questa bellissima Lancia Delta HF integrale, rossa, stupenda, anche questa protagonista oggi in questa parata di auto interessantissime. E poi possiamo ammirare un'altra Lancia Fulvia Coupé 1300 Rally, il fascino British delle auto inglesi, bellissime Jaguar e Daimler, stupende, colori spettacolari, tenute in modo maniacale dai loro proprietari. Sono due auto veramente interessanti, anche queste protagoniste oggi in questo bellissimo evento al Molo Cnusa di Cagliari. Un'altra bellissima auto presente qui oggi al Molo Cnusa, una Cobra Shelby, e siamo in compagnia del suo proprietario a cui chiediamo qualche informazione sull'auto. Allora, la macchina è costruita all'inizio degli anni 60 su telaio AC in
inglese che Carroll Shelby importò negli Stati Uniti per fare una macchina da corsa sostanzialmente. L'aveva rivista completamente, rimotorizzata con motori Ford V8 e ha tirato fuori questa macchina che è entrata nella storia dell'automobilismo sportivo sia in America che nel resto del mondo. In Italia ce ne sono abbastanza poche. Io da bambino, quando la vidi vincere a Daytona nel 65 se non sbaglio, con il modello coupé, mi innamorai di questa macchina e decisi che prima o poi Doveva essere sua. l'avrei comprata. Benissimo. Vi facciamo i complimenti, ringraziamo per la partecipazione, un'auto spettacolare, bellissima. Grazie. Grazie. Questa è la famosa Ferrari Testarossa di Gianluca Lapadura, che ha partecipato al concorso di eleganza di Paul Duquat Classic e ha vinto anche il premio Maito come auto più iconica. Quest'auto è presente qui stasera al Molo Ecnusa per la serata in rosso, tantissimo entusiasmo di tutti gli appassionati, sia i tifosi del Cagliari che gli appassionati di motorismo presenti qua stasera, nel vedere l'auto che appartiene al beniamino e all'idolo in questo momento del Cagliari. Ricordiamo capocannoniere e protagonista del Cagliari quest'anno per la promozione in Serie A. Sono tantissimi che fotografano, tanti selfie, tanto entusiasmo. Come è arrivata la macchina c'è stato un assalto, ovviamente non è venuto lui, però ha partecipato alla sua auto. Magico Cagliari Calcio che è salito grazie ai suoi gol sino alla Serie A. Questa è la sua meravigliosa avventura. La serata evento, serata in rosso, grandissimo successo di pubblico qui al Molo Ecnusa di Cagliari, tantissima partecipazione, tantissime belle auto che vi abbiamo mostrato. La serata prosegue, continua ad arrivare il pubblico, si andrà avanti per tantissimo tempo. Da Giuseppe Tamponi un cordiale saluto a tutti voi e un appuntamento ai prossimi incontri con le auto d'epoca.